Allora, nuotiamo furtivamente. Vediamo se c'è magari qualche pistola, magari qualche altro oggetto interessante, come per esempio qualche scultura, perché come appunto ho notato all'interno del capo di Buonavista possiamo trovare tantissimi oggetti secondari come steli Maya, ovviamente scrigni, fogli canzoni, frammenta dell'Animus e tanti altri segreti. Intanto possiamo procedere in avanti. Ok, attenzione, amico mio, calma. Libera il mercante? Ci deve essere qualcuno qui, probabilmente costretto a rimanere qui contro la sua volontà. Vediamo un po' che succede. Ah, eccolo lì. Signore, non c'entro nulla con l'attacco. Io e la mia ciurma eravamo all'ancora a rifornirci d'acqua. Bene, guardate, una tartaruga. Quelle sono ovviamente tipiche di questi posti, ovviamente con l'acqua cristallina e il sole sempre in cielo. Però sicuramente quel mercante ci aiuterà a fare qualcosa di interessante. Quindi vediamo di trovare un luogo importante per scendere. Abbiamo intanto le nostre spade. Vediamo, io prima quando ho combattuto contro quel comandante, quel capitano, non ho neanche compreso come l'ho ucciso. Ovviamente ho cliccato tasti a caso, però ovviamente con questo tasto sfoderiamo le armi, con quest'altro ovviamente le ondeggiamo. Eccole qui, guardate che figo. E ovviamente le possiamo anche rinfoderare. Bene, attenzione, vediamo di lanciarci da quella parte. Caliamoci. Ho visto che all'interno di ogni zona di caccia la vegetazione fitta può servire da zona di caccia. Ti permette di nasconderti, muoverti senza farti individuare e sfruttala per avvicinarti furtivamente. Questo ovviamente è il genere che fa al caso nostro, agire alla Hitman. Benissimo. Una modalità infrarossi. Eccola qua. Eccoci arrivati immediatamente nella nostra zona di caccia. Vediamo se possiamo procedere in avanti. Ok, vediamo un po' da questa parte cosa ritroviamo. Non c'è nulla. Gettiamoci immediatamente. Ecco, perfetto, nella boscaglia. Grandi. Ovviamente la furtività è una delle nostre migliori armi. È partita da Hitman Absolution. Adesso siamo arrivati direttamente nei Caraibi, pronti a sfoderare questa splendida abilità. Allora, vediamo un po'. Possiamo addirittura fischiare. Mi ricordo un po' Far Cry 3, ragazzi, quando lanciavamo i sassolini per scannare le persone nella giungla. Intanto qui una bella tartaruga marina con circa 150 anni di età. Eccola qui. Eccolo. Eccolo. Cosa possiamo fare? Abbiamo solo le spade, maledizione. Ecco, abbiamo fischiato. Eccolo che si avvicina. Assassiniamolo. Vieni qua, amico mio. L'abbiamo preso. Scusate ragazzi, ma non so neanche ovviamente le tecniche principali di combattimento. Intanto siamo riusciti a ucciderlo, non so neanche come, però possiamo depredarlo. Vediamo che cosa ha ovviamente nascosto nelle sue tasche. Diamo un'occhiata. 9 monetine d'oro, perfetto. Attenzione che lì ce n'è un altro. Facciamo passare la tartaruga. Speriamo che non ha lasciato escrementi qui a terra per non farci scivolare. Attenzione. Ok, vediamo se possiamo fischiare nuovamente. Eccolo. Ah, lo zucchero, probabilmente è un mercante abbastanza ricco, eh? Attenzione, vediamo se possiamo procedere qui vicino. Attenzione a non farti vedere, abbassa la tua capocciona. Vieni qui, amico mio, mi sa che ci ha visto, ragazzi, però cerchiamo di procedere. Eccoci, avviciniamoci come una vera e propria faina. Avanti, eccolo qui. Benissimo, vieni qua, amico mio. Mettiamolo sotto l'albero di banane. Eccolo, deprediamolo immediatamente. Altre 8 monetine d'oro, sicuramente queste serviranno per potenziare il nostro equipaggiamento. Ovviamente lo scopriremo insieme come si fa. Vieni qui, amico mio, chiamiamo questa bella pecorella alla nostra bella boscaglia. Mi sa che non ci ha sentito. Non ci sente, Vediamo di procedere ancora un altro po' in avanti. Ma non abbiamo armi a distanza. Ho notato che erano disponibili cerbottane, anche pistole. Ma probabilmente vediamo un po' il nostro inventario. Attenzione. No, non ricordo completamente come entrare all'interno dell'inventario. No. Così sicuramente non si fa. Proveremo più avanti, ragazzi, Attenzione, eccolo. Vieni qui. Saranno dei soldati inglesi. Vedo delle giubbe rosse, quindi sicuramente sono loro stessi. Eccolo qui. Vieni qua, amico mio. Ma non possiamo assumere magari i vestiti di un soldato del genere per essere un pochino più tranquilli? Ok, vediamo. Altre 11 monetine d'oro. Benissimo, rimangono solo 3 soldati se non sbaglio. Vediamo di accamparci in questo piccolo strato. Attenzione, qui c'era addirittura un'arma. Attenzione, cos'era? Un gladio romano. Vediamo un po', mamma mia quanto è grande. Vediamo un po', possiamo raccoglierlo immediatamente. Prendiamolo, avanti amico mio. Raccogliamolo. Perfetto, vediamo di procedere. Ok, possiamo lanciarlo a distanza. Quello ovviamente, ragazzi, quella sorta di cerchietto in giallo è la barra dell'attenzione. Eccolo che arriva. Vieni qua, bello. Ok, l'abbiamo completamente steso. Vediamo se possiamo depredarlo ancora una volta. Vediamo cos'ha il nostro ragazzone. Questo è abbastanza ricco era. Ok, è arrivato il momento di sguainare le nostre spade. Ok, vediamo di fare una bella figura. Andiamo.
Andiamo. Vediamo se possiamo attaccare. No, 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 no. Come si combatteva? Eccolo, l'abbiamo preso. L'abbiamo preso. L'abbiamo ammazzato. Vieni qua, bello. Con un bel moschetto d'avancaricca, Mamma mia, addirittura con il parruccone da soldato. L'abbiamo salvato, il nostro grande ragazzone. Grazie completamente a Dio, disteso. Sono salvo. Ah? Io vi devo la vita. Quella è vostra. La mia Inglesi nave, sì. sono. Lì giace il suo capitano. E io non so condurla per mare. Posso farlo io stesso, tranquillo. Non vorrete fuggire con la mia nave, vero? Sono Duncan. Il vostro nome, amico? Steve Bonnet. Bene, signor Bonnet. Che Sembra rimanga ricco. fra noi. Sono in missione segreta per conto di Sua Maestà il Re, Dio lo protegga, e devo arrivare a Havana al più presto. Ah, che sollievo, signore. L'Havana è anche la mia meta. Le strade si uniscono. Siamo alleati, dunque. Ah, ne sono lieto. E dire che vi avevo preso per un pirata. Davvero? Già, avete un insolito modo di comportarvi. Svelto e diretto, se posso dire. Ci conosce da 5 minuti, già può stendere un copione della nostra vita, Però è abbastanza ricco, ragazzi. Ha una bella tunica dorata. Fortunato, esatto? Allora, il timone della nave è là sotto. Però prima di dirigerci immediatamente alla nave vorrei Senza capire... barcare, mi temo che dovremo nuotare fino alla nave. Sì, amico mio, per me non è un problema. Tu che hai quel giaccone di $50.000, mi sa che sarà un bel problemino. Vai a farti un attimino un giro lì nell'acqua, perché sarei abbastanza sporco. Devo aver sudato un bel po' qui sotto tortura, quindi non voglio avere puzzolenti sulla nave. Vediamo se possiamo depredare il povero capitano. Vediamo che cosa aveva. Solo 9 monetine d'oro, un capitano abbastanza povero, Qui ovviamente non c'è nulla. Attenzione. Potevamo entrare. Ecco perché appunto c'è stato questo attimo appunto di un attimino di caduta. Vediamo, possiamo raccogliere qualcosa qui, vediamo. Una bella cassettina della posta. Mi sa che ovviamente non ci serve. Buttiamola da quella parte. Vorrei capire se c'è qualcosa di interessante, perché in questi giochi, come dire, open world, è possibile trovare degli oggetti molto particolari che poi ovviamente uno si lascia alle spalle. Possiamo prendere la nostra tartaruga ovviamente per gioco e portarla sulla nostra nave. Eccola qui come portafortuna, il nostro caro Tarta. Eccolo qui, mi sa che non vuole venire, peserà più di 200 kg, quindi lasciamolo perdere. Dobbiamo raggiungere il timone. Ecco, vediamo qua cosa c'è. Ecco qua, vediamo un po'. Ci saranno... questo è uno scheletro, Vediamo un po'. Il nostro caro Skull. Ecco qua, appunto c'era qualcosa di interessante, una mappa del tesoro. Ovviamente le mappe del tesoro all'epoca dei Caraibi erano, come dire, costosissime. Si pensava che fossero davvero degli elementi soprannaturali, perché sapevano solo loro la verità dove fossero nascosti i tesori. E così ne abbiamo trovato uno. Vediamo un po' se è vera questa leggenda. Le mappe del tesoro sui cadaveri degli esploratori ti condurranno nei luoghi speciali delle isole. Se scavi nel punto esatto puoi trovare denaro, progetti per potenziare la nave. Usa le freccette per selezionare le mappe e ovviamente Y per aprirle. Le coordinate ti condurranno al luogo indicato e l'immagine ti aiuterà ovviamente per trovare il punto esatto. Continuiamo. Allora, analizziamo una bella mappa del tesoro. Ok, eccola qui. Allora, vediamo un po' di ragionare. L'abbiamo trovata sull'isola, sotto la palma. Le coordinate sono forse quelle là in basso, 179 593. Quindi probabilmente il tesoro è in quel laghetto. Vediamo se è vero. Allora, proviamo a farlo, ragazzi. Allora, il nostro amico Puzzone là si sta lavando nella nave, quindi lasciamolo stare. Mappa del tesoro, apriamola. Allora, ragioniamo. Questa mi è sempre piaciuto trovare i tesori, quindi probabilmente dobbiamo scendere in basso. Ok, vediamo se possiamo capire più o meno dove si ritrova il tesoro. Allora, mappa del tesoro, riapriamola. Ottimo questa modalità. Allora, deve essere appunto o in alto o in basso. Vediamo un po', intanto proviamo in basso, perché mi sembra di aver visto un laghetto o qualcosa del genere qui, Vediamo se è vero. Eccolo qui. Allora, diamo un'occhiata. Forse deve essere nel punto ultimo di questa sorta di caverna. Attenzione, che qua ci sono delle lucciole che mandano i loro escrementi qui sotto. Attenzione alla tua capocciona, Edward. Attenzione. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Deve essere qui il tesoro, secondo appunto le nostre... scava. Ecco qua appunto. Vediamo un po', il nostro senso dell'orientamento è unico. Attenzione a non trovare ragni e roba del genere in queste caverne, perché altrimenti facciamo un salto di 10 metri, Ecco. Ma che cos'è? Che è una cassa inviata dal futuro? Cioè, con tutte quelle decorazioni. È proprio delicatissimo il nostro amico, Vediamo cosa c'è qui dentro. Diamo un'occhiata.
Ah, 1500 monetine d'oro. Avete visto, ragazzi, per lustrare la zona ovviamente non è stato vano. Abbiamo trovato ben 1500 monetine che ci aiuteranno. Ottimo, attenzione a fare le scimmie. Sempre il nostro caro Kerchak quest'oggi non ha avuto la sua banana e quindi un pochino su di giri. Ok, vediamo di andare dal nostro amico Puzzone. Raggiungi il timone della nave. Ok, ovviamente, ragazzi, scusate per le interruzioni che ci sono state, però ovviamente volevo capire più o meno come funzionavano i tasti, perché il combattimento ovviamente potrebbe costarci la vita e quindi dovevo capire più o meno come combattere nella maniera migliore. Allora, vediamo se possiamo farci un bel tuffo. Puliamo la nostra casacca sporca di sangue. Ok, una cosa davvero fantastica raggiungere la nave così tranquillamente senza nessuno scenario interattivo. Qui c'è il denaro. Ok, le spade teniamole sotto. Meglio ovviamente i pugni tranquillamente. Ok, come possiamo salire sulla nave adesso? Vediamo, qui c'è il timone da questa parte. Ok, ci siamo aggrappati alla nostra funicella. Allora, questa deve essere appunto la nostra nuova nave. Vediamo un po'. Il nostro caro... Ci sono sicuramente gli ufficiali in seconda, ufficiali di prima. Benissimo, i nostri cari ragazzoni stanno bevendo un po' troppo. Vediamo se c'è la polena qua sotto, diamo un'occhiata. Sì, c'è addirittura la polena, che è un capricorno. Wow, fighissima questa nave, una nave commerciale inglese che abbiamo appena adesso rubato. Vediamo di portarla in alto mare. Benissimo, allora, vediamo un po'. Ok, vediamo. Bordo, Duncan. Grazie. È una modesta goletta, ma è perfetta per lo scopo: trasportare carichi dalla mia piantagione. Andrà benone. Il vento si è alzato ormai. Spieghiamo le vele, d'accordo? Grande. Benissimo. Allora, ovviamente con la nostra lettera A accelereremo. Spiegate tutte le vele! Grandi ragazzi, spiegate il tutto. La nostra ciurma ovviamente al nostro controllo. Tra i capelli. Che goduria. È un grande piacere. Fighissime queste ambientazioni. Profuma di opportunità. È un buon modo di vederla, già. Mamma mia, mi ricordo un po' l'isola di King Kong, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Scoglia, prua. Spiegate per bene, mi pare. Attenzione, vediamo di procedere. Allora, salpiamo verso l'alto mare. Come va, ragazzi? Com'è il fondale? L'avete scandagliato magari con lo scandaglio per vedere un pochino se siamo alla giusta profondità? Attenzione, rallentiamo un attimo. Infatti, portate le vele di dietro un pochino in alto perché dobbiamo stare attenti in questa zona. Ok, riparati, tieni premuto X. Proviamo, ragazzi, un po' tu. No, fermiamoci. Che cos'è? Maledizione. Riparati, che cos'è? Vediamo un po'. Ho capito, perfetto. Perché sicuramente quando andremo a combattere sicuramente dobbiamo ripararci dietro il timone. Ok, vediamo se possiamo procedere da questa parte. Ok, calma, mamma mia. Abbastanza difficile pilotare una nave del genere. Ok, proviamo da questa parte. Grandi. Allora, le linee in alto a sinistra sicuramente indicheranno la nostra resistenza, sicuramente dello scafo, delle vele, tutto quello che abbiamo a disposizione. Eccoci. Attenzione, e lo sapevo che il fondale era troppo basso, maledizione. Proprio voi ve ne infischiate. Secondo voi la nave può camminare anche in un laghetto, una nave del genere? Allora, intanto vediamo se possiamo uscire da questa dannata fossa degli scogli. Vediamo se possiamo uscire dall'altra zona. Benissimo. La sezione di caccia, ragazzi, non so voi, ma mi ha ricordato molto Far Cry 3, quelle battute di caccia per trovare draghi di Komodo, orsi e roba del genere. Comunque cercheremo di fare anche lo stesso. Attenzione, rallentiamoci, ragazzi, rallentiamo, usciamo da questa dannata baia. Ok, a tutta manetta. Non c'è un'altra visuale magari per notare meglio le nostre care amate vele? Eccola qui. Un bello scoglio a babordo. Eccolo qui. Allora, le vele. Una balena. Vediamo un po'. Guardate che figa. Mamma mia. Proprio sotto 120 leghe, appunto sotto il mare, ritroviamo anche animali fantastici che continuano un pochino a divertirsi qui sott'acqua. Finalmente in mare aperto, ovviamente vento nelle vele, vento nei capelli. Ho imparato i trucchi del mestiere tempo fa. Bella questa musica. Come corsario. Dio mi fulmini. La vostra è una vita avventurosa, se posso dire. Ah no? Ricca di avventure. Che invidia. Ho visto un buon numero di stranezze, sì. Davvero una colonna sonora, ragazzi, fantastica. Comunque il nostro caro amico lì mi sa è ovviamente il beone là sotto. Ha la faccia sempre molto rossa, da solito ubriaco inglese da taverna che è arrivato qui nel nuovo mondo in cerca di fortuna. Probabilmente... Ottimo lavoro. Dormiti bene. Che succede?
Ah, bene, siamo riusciti ad avanzare al nuovo capitolo, abbiamo sbloccato ovviamente un obiettivo e sicuramente abbiamo completato una nuova azione. Ecco qui, sicuramente siamo nel nostro grande bagaglio mentale con il nostro grande Edward. Addirittura guardate che coincidenza, il nostro pirata principale si chiama appunto come noi stessi. Vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Attenzione, no, non si vede un accidente. Va bene, calma ora. Eccoti qui, bentornato. Ehi! Bene, i valori sono buoni. Bene, Speriamo di non averti fuso il cervello. addirittura. Muovi la testa e guarda le luci, proprio qui. Dove? Guarda su, Sì, un attimo. Ah, ok. Ah, quella luce, ok. ci siamo. Sì, sì. In giù. In giù. Dove? Ah, eccola Sì, lì. va bene. Ora tirati su. Va bene, attenzione. Possiamo alzarci? Bene. Ok. Benvenuto al progetto Campione 17. Prima di cominciare, ti servirà questo. Cos'è? Ci siamo. Un auricolare? Prova, prova, 1, 2, 3. Hey, bonjour. C'est bon? Yes? Suona. Oui? Ok, facciamo un giro. Dal file risulta che hai già esperienza coi ricordi, ma non Certo. a questo livello, resterai sorpreso. Sei molto bravo. Il flusso di dati è già stabile. Bene. Dove mi porti? Sembra una specie... C'è molta gente qui dentro, eh? Vediamo un po'. Notevole, vero? Questa struttura ha a malapena 6 mesi, ma Ah. l'Abstergo Entertainment ci sta lavorando da alcuni anni. Da 2010. Ho capito. Ma mi sembra messa abbastanza bene. 6 mesi di vita e già è così piena di persone, eh? Molto bene. Attenzione qui, sculture, vediamo un po'. Allora, vediamo Hai un mai po'. visto Liberation? Il primo titolo prodotto dal Team Animus. Quella era solo la punta dell'iceberg. Ah. Presto presenteremo i nuovi server Animus in tutti i paesi del mondo. E sarebbe- offriranno esperienze passive, certo. Varianti modificate della storia, ma solo le parti divertenti. E pensiamo di aver trovato il tema perfetto per il nostro primo prodotto virtuale. Pirati dei Caraibi. Ecco il tuo compito. Sì? Vediamo un Ci po'. vorrà un minuto, ok? Ok, la nostra amica sta per svolgere le sue pratiche burocratiche. Intanto Bene, vediamo. grazie Nancy. Bonne Ciao. journée. Tutti francesi, eh? Ciao Nancy. C'est bon, c'était prêt. Magnifique. Merci. Non capisco un accidente, eh? Ah, comunque, la nostra amica è abbastanza cordiale. Questo è tuo. Lo strumento base del lavoro. Ah. Il trasmettitore. Come si usa? Accendilo e dai un'occhiata. È facile. Va bene.